Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits riens du tout, mais qui en disent long. Va ora in onda Pop Economia Rumore. A te la linea, Alessandra. Sexy Bond di una irrinunciabile, splendida Mireille Mathieu qui sulle frequenze di Radio Libertà. È martedì 28 ottobre e voi, cari amiche e amici di Radio Libertà, come state? Ci seguite sulla Radio DAB, su radiolibertà.net, su tutti i device che abbiamo, dove e come volete, seguiteci e anche telefonateci se volete. E allora talvolta, sapete, accade così, come quando in amicizia o anche in amore, tutto ad un tratto, perché può accadere, si voltano le spalle, anche la lady del Made in Italy sconta un tradimento e mi riferisco alla nostra pasta che, indovinate un po', sta soffrendo in questi giorni, in questo periodo di mal di dazi. E già perché dal 1 gennaio sembra che ne avrà di dazi del 107% negli Stati Uniti, ma vedremo ancora cosa accadrà perché tutto balla, sapete, non sappiamo ancora se Donald Trump terrà fede a quanto detto. E allora rimanete con noi perché tra poco alle 16:15 torna un volto, una voce amica di questa trasmissione, Amelia Cuomo, la ricordate, la CEO di Pasta Cuomo. Intanto, mentre Wall Street tocca un nuovo record in attesa del vertice di giovedì USA-Cina Trump-Xi Jinping, ne parliamo alle 16:30 con il professor Petricone. L'Europa cosa fa? L'Europa è umiliata dagli USA e a dir poco sferzante Gilles Gressanic, fondatore e direttore del Gran Continente, oggi sul Corriere lo dice caustico, chiaro, dritto, diretto. Lato Italia, il ministro degli affari europei Foti, dall'assemblea di Federchimica, un'importantissima assemblea Federchimica a Milano, dice il Green Deal è tutto da smontare, è stato costruito con l'obiettivo ideologico di deindustrializzare l'Europa. E poi c'è la manovra della discordia, si sta litigando in questo momento, in questi giorni, su banchi affitti brevi. È saltato il vertice di maggioranza di oggi e poi non sarà come dimenticare, perché indovinate un po' chi torna, chi c'è, chi è sempre presente, le bollette. Ne parliamo in coda della trasmissione con il presidente del Codacont, Gianluca Di Ascenzo. E allora si litiga, sono stati chiesti 5 miliardi su 44 profitti, lo ha detto chiaramente la Premier Giorgia Meloni, e la spaccatura dentro il governo è molto forte. Da una parte c'è il Forza Italia che difende le banche, dall'altra la Lega che è favorevole ad una ulteriore tassazione. Il professor Marcello Gualtieri, docente di economia e di macroeconomia all'Università di Torino, nostro assiduo ospite, è in linea? Sì, eccomi qui Alessandra, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Buon pomeriggio caro prof. E allora ha sentito quanta amarezza c'è. La Premier difende il contributo chiesto agli istituti di credito e lo dice chiaro, lo definisce un gesto di responsabilità verso il Paese, come lo dice lei. Una cifra, ribadisce, molto equa, perché in fondo lei dice noi dobbiamo aiutare le fasce più deboli. E poi c'è anche l'amaretta sugli Airbnb, insomma lei lo sa molto meglio di me che cosa sta succedendo. Il mercato di Airbnb che ha distrutto il mercato degli affitti, dice Giorgetti. Ma stiamo sulle banche. Cosa ne pensa, professore? Ovviamente le banche rappresentano un potere forte, anzi il potere forte per eccellenza del nostro paese, e quindi ovviamente non stimolano, non suscitano grande simpatia da parte direi di nessuno
che sia al di fuori del ristretto giro dei banchieri. Tuttavia, senza banche forti e che fanno grandi utili, il paese non può vivere, non può sopravvivere, perché le banche sono la catena di trasmissione della moneta al sistema economico reale. Quindi non ci sono simpatiche, ma noi dobbiamo sempre sperare che le banche siano particolarmente ricche e in salute. Per quanto Allora, riguarda 5 miliardi, mi scusi professore, 5 miliardi su 44 profitti, è una giusta cifra o cifrona? Lei che dice? Io non la metterei in questa... E come la mettiamo? No, non la metterei sotto questo profilo. Io la metterei sotto il profilo un po' più, diciamo, il discorso un po' più articolato. E cioè, da un lato abbiamo detto che senza banche ricche e solide il paese non può sopravvivere, quindi dobbiamo curarci di avere banche ricche e solide. Dall'altro canto noi sappiamo che lo Stato è intervenuto più volte per il salvataggio di banche in difficoltà, non per buon cuore, ma per la tutela dell'equilibrio del sistema. L'ultima volta col Monte dei Paschi di Siena è stata per una volta un'operazione di successo e non era affatto scontato, e in pochi anni il Monte dei Paschi di Siena è ritornato profittevole, solido e inutile e talmente forte da comprarsi Mediobanca. Dall'altro lato ancora c'è da dire che una buona fetta del credito erogato dalle banche, adesso ci sono degli studi abbastanza precisi su questo, e quindi parliamo di una fetta che si avvicina al 50% del totale dell'erogato, ha come controgaranzia anche lo Stato. Quindi se le banche fanno profitti prestando i soldi, giustamente, con il tasso di interesse, e il rischio però viene anche sopportato dallo Stato, che garantisce, come vi dicevo prima, circa il 50% dei prestiti fatti dallo Stato, allora è giusto che una parte di questi utili ritornino allo Stato, se non altro come contropartita per la garanzia prestata, perché non possiamo pensare che le banche, se ci sono utili, li prendono loro, e se c'è un rischio lo scaricano al 50% sullo Stato. Quindi, detto questo, è giusto che ci sia un contributo condiviso da parte delle banche. Ecco, l'importante è che sia un qualcosa di condiviso, perché mentre 2 anni fa, o l'anno scorso, se non ricordo, si è fatta una manovra di notte imponendo questa tassa sull'extra profitto, che è un termine orrendo, perché extra profitto, cosa vuol dire extra profitto? Quale sarebbe il profitto normale? Il profitto è profitto, non è extra, è normale. Quindi era stata introdotta di soppiatto questa tassa, che in un paese moderno e capitalistico non si può introdurre una nuova tassa sul passato, perché le tasse si fanno solo sul futuro, a meno che non si concordino. Questa è la regola base. La legge vale solo per il futuro, a meno che non la condivido con l'altro soggetto. In questo caso abbiamo una tassa sostanzialmente condivisa con il sistema bancario, e quindi va bene così, grazie alle banche, grazie agli italiani, che alla fine sono quelli che pagano in un modo o nell'altro comunque questa tassa, perché è ovvio che una bella fetta di questa tassa sarà riversata sui correntisti, su quelli che prendono i soldi a prestito. Ecco, quindi non dobbiamo pensare che togliamo i soldi agli odiosi banchieri, e togliamo i soldi, questa tassa, attraverso quel meccanismo che si chiama traslazione dell'imposta. La paga la banca, ma alla fine nel lungo periodo la pagheranno i clienti delle banche. Va bene così, meglio di così non si può fare. Ecco, ma anche perché, come dice sempre il ministro dell'economia Giorgetti, la coperta è corta e pare che si accorci ancora di più. Questi sono i soldini a disposizione. Per quanto riguarda gli affitti brevi, anche il ministro è stato molto netto. Ha detto il mercato di Airbnb ha distrutto il mercato degli affitti. Lei è d'accordo?
Direi assolutamente sì, ma non direi proprio distrutto il mercato degli affitti. Io direi una cosa: se io affitto una casa, posso scegliere, essendo vivendo in un paese libero, di libero mercato, posso scegliere se affittarla a breve termine o affittarla a lungo termine. Ci sono i pro e i contro in entrambi i casi. Ma se io ho 2 case, 3 case, 4 case e le affitto a breve termine, allora io faccio niente più e niente meno che un investimento puramente finanziario. Quindi se io sulle mie rendite finanziarie pago il 26%, perché non dovrei pagare il 26% anche sulle rendite immobiliari? Questo tipo di rendita è un investimento finanziario. Io investo in azioni, prendo un dividendo e una ritenuta del 26%. È una tassazione del 26%. Compro un'azione, la rivendo, dopo un po' faccio un utile e ci pago il 26%. Perché non devo pagare il 26% anche sul reddito che mi proviene dall'investimento immobiliare, quando questo investimento non è più una casa che io occupo, una casa, facciamo un esempio, una casa al mare, ci vado 15 giorni all'anno, sai che ti dico, gli altri 20-30 giorni li affitto e faccio gli affitti brevi e mi fa piacere. Questo è un discorso, ma se io ho 5 appartamenti nel cuore di Roma o di Milano e li metto in affitto sulle piattaforme, e questo è un investimento finanziario, non è l'investimento del piccolo risparmiatore, ed è giusto che paghi esattamente quello che paga la vendita finanziaria anche sulle altre operazioni, no? Cioè su vendite di azioni, sui dividendi. Il 26% vale per tutti. E detto così sembra, e questo l'Italia non fa una piega, professore. Ecco, lo sa che arriva tra poco, arriva la nostra CEO di Pasta Cuomo, lei la conosce perché l'abbiamo messa con lei molte volte ad interloquire. Volevo chiederle un parere. La pasta sta soffrendo un pochino, è stata tradita dai dazi di Donald Trump, pare che ce ne saranno 107%, però questo a gennaio, comincerà a gennaio. Lei ci crede? Sì, pasta che peraltro è regina anche dell'export, e adesso vediamo questi dati con Amelia Cuomo, ha dei dati, dei numeri da capogiro per quanto riguarda l'export. Sì, io purtroppo ci credo perché... non è ancora chiarissimo, perché è stato un annuncio di quelli che fa Trump, diciamo i primi di ottobre, però poi si è un pochino ammorbidito. Io non so se sarà così. Ma lui fa questo tiro e molla, i pastifici sono già insorti. Prego, professore. Il potere contrattuale della pasta italiana nei confronti dell'amministrazione americana è praticamente pari a zero. Perché mentre ci sono alcune produzioni che hanno una valenza europea, no? Sentiamo all'automotive, alla farmaceutica, all'acciaio, e allora hanno, diciamo, l'Europa, perché ricordiamoci che la competenza esclusiva sul commercio internazionale è della Commissione europea. Allora, mentre questi prodotti sono prodotti per i quali l'economia europea, che hanno nell'economia europea un certo peso, la pasta è praticamente una nicchia solo italiana. Il nostro potere contrattuale è praticamente nullo. Che cosa c'è da dire? Che questi dazi sono dazi puramente punitivi, non sono dazi compensativi, perché la pasta costa negli Stati Uniti più di quanto costa in Italia, a parità di prodotto. Cioè prendiamo i maccheroni, il maccherone, come dicono, con gli spaghetti, no? Italiani che loro si cucinano. Gli spaghetti della ditta X di Gragnano, della ditta di Cuomo, costano in Stati Uniti, costano più di quanto costano in Italia. E la pasta italiana è prodotto pregiato, no? È prodotto di nicchia pregiato, dove però gli americani vanno in cerca, no? Vanno in cerca di questi prodotti. Fortunatamente. La pasta italiana costa negli Stati Uniti più di quanto costa la pasta prodotta negli Stati Uniti. Quindi questi imposti non sono dazi che cercano di compensare un'eventuale concorrenza sleale, sono solo, unicamente e banalmente dazi punitivi che puniscono la pasta, la produzione italiana. Non c'è da girarci molto intorno.
Questo era Insomma, un la annuncio situazione. eclatante del taglio punitivo, ma vedremo cosa accadrà. Il tempo scorre, professore, il contatore scorre, non lo abbiamo sotto mano, non lo possiamo leggere, ma con lei abbiamo fatto tutto un percorso, lo ricorderanno gli ascoltatrici, gli ascoltatori, sul debito pubblico, Sì. contatore. A quanto siamo messi, anche se non possiamo leggerlo? Lei sicuramente gli ultimi dati li ha spulciati. Se mi dai un attimo te lo leggo subito al volo sul nostro sito. Vediamo il contatore del debito pubblico, ecco, 3 miliardi 98 milioni 600, no, allora 3.098 miliardi 629 milioni e rotti. E mi vengono i brividi, 3.098 professore, mi miliardi. vengono i brividi. Questo che cosa significa in un frammento? Che cosa significa questo? Ce lo traduca economicamente? Possiamo dire che così, che questi 3.098 miliardi significano per ogni italiano 3.098 miliardi, per ogni italiano significano, compreso neonati e bambini, 52.000 euro di debito. E niente da Ognuno fare, di è noi. la spina e la è zavorra italiana. Nulla c'è da fare per questo debito, vedremo che cosa succederà. Professor Gualtieri, la siamo ringrazio. nelle mani Prego. sapienti di Giorgetti. Nelle mani sapienti di Giorgetti. Vedremo, ci aggiorneremo strada facendo, ne abbiamo tanta di strada da fare ancora, sa? La saluto e la ringrazio e a prestissimo. Grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti. Grazie. E allora aspettiamo intanto Amelia, e mentre la nostra Natalia ce la chiama, io mi porto un pochino avanti, Natalia dimmi in diretta quando c'è, perché vi do un annuncio, i tanti ascoltatori, perché sapete ne abbiamo tanti da Roma che ci scrivono, mi scrivono, che seguono la radio, seguono questa trasmissione. Stasera, per gli amanti delle serate romane, It's Only Rock and Roll, vi piace il rock and roll? The Rolling Stone Cover Band, la Romana Live, è al Killjoy di Roma. E questa formazione vedi Dave Semmer, chitarrista inglese che ha partecipato a varie apparizioni televisive e musicali con nomi di rilievo dello spettacolo e chitarrista, e poi c'è Luca Celletti che sicuramente ci sarà ascoltando, un cantante rock molto affermato, alla voce Luca Celletti. Poi c'è Oreste Riccitelli alla batteria, Gabriele Pizzuti al basso, Gianluca Sabbi alle tastiere, Fabio Nardelli alla chitarra. Una serata omaggio alla band che di più influenza musicalmente dal periodo rock blues, ovvero la scena britannica durante gli anni 60. E allora stasera a Roma, per chi c'è, per chi è di Roma, per chi sta nei paraggi, al Killjoy. E allora Natalia, cosa mi dici? Sì, l'ospite è in linea, Alessandra. L'ospite in linea, allora a me è venuta tanta fame parlando anche di dazi con il professor Gualtieri, perché io, sapete, ho fatto un pranzetto pop, diciamo frugale, e pregusto quella di stasera, cioè un bel piatto di pasta, e perciò è un piacere di avere la nostra amica, voce volto amico di questa trasmissione, CEO di Pasta Cuomo, Amelia Cuomo. Cara Amelia, come stai? Molto bene, ciao. Molto Grazie bene, per l'invito, tipico buonasera di a tutti. Con il sole sempre in tasca. Allora, 3 giorni fa, il World Pasta Day, tu l'hai festeggiato a Gragnano, com'è andata? È andata bene perché comunque noi ogni anno celebriamo questo momento come un momento importante, quasi come se fosse un compleanno. Abbiamo preparato la carbonara per i nostri turisti, visto che quest'anno abbiamo battuto i 7.000 turisti da tutto il mondo che sono venuti a trovarci a Gragnano. 7.000 turisti a Gragnano. E cosa hanno fatto questi turisti? Ma sono anche molti americani, perché so che da te, nella tua location e nel tuo museo storico, vengono anche molti americani. Sono in aumento? Sono diminuiti gli americani? Come va questo flusso turistico? Allora, questo flusso turistico quest'anno si è ridotto, ma noi abbiamo giocato un po' sull'incremento dei tour operator, per cui abbiamo diversificato e quindi abbiamo adottato una strategia win-win, dove sono aumentati in termini proporzionali rispetto allo scorso anno i tour operator con cui lavoriamo, per cui seppure per singolo tour operator si sono ridotte le presenze, le abbiamo incrementate perché abbiamo aumentato i vari tour operator. Ecco perché comunque siamo riusciti a raggiungere dei risultati straordinari, perché siamo riusciti a portare a Gragnano, che è una città famosa per la pasta ma non per il turismo,
così tanti turisti per un turismo enogastronomico unico nel suo genere, dove facciamo cultura di un prodotto che è l'eccellenza italiana, appunto la pasta a fuoco. Ecco, tu sei preoccupata dei dazi e gli americani che vengono a mangiare lì la tua squisita pasta sono preoccupati? Cosa dicono? Come stanno percependo gli annunci di Trump e l'annuncio dei dazi sulla pasta? Allora, diciamo che questa manovra ha creato delle preoccupazioni sul mercato, in realtà perché si è parlato di concorrenza sleale rispetto all'applicazione dei prezzi negli Stati Uniti da parte di 2 produttori italiani. Questo ha generato dal punto di vista del governo americano un'azione protezionista verso i produttori americani, incrementando il valore del quello che si chiama dazio, appunto del dumping, del sovrapprezzo che andrà applicato non solo a questi 2 produttori, ma poi a cascata sui vari produttori di pasta italiani che vanno ad esportare il prodotto negli Stati Uniti, e questo genera preoccupazioni se tu chiaramente sei un produttore di pasta e basta. Noi ci abbiamo diversificato sul turismo anche, abbiamo una forbice che ci permette di poter fare incoming. Per noi, diciamo, l'effetto è sempre win-win perché diversifichiamo la strategia anche in questo senso. È molto interessante. Allora, senti, vorrei che commentassi con me questi dati. Dicevo prima con il professor Gualtieri, noi per la pasta trionfiamo per l'export, no? E quindi la pasta non è soltanto la direttrice del gusto, ma ci dà delle enormi soddisfazioni dal punto di vista economico dell'export. Sono dati freschissimi di giorni fa, dei 4,2 milioni di tonnellate di pasta, dico, prodotte nel 2024, l'anno passato, quasi il 60% è destinato all'export, direzione non solo Stati Uniti ma 200 paesi. Commentiamo insieme questi dati, che ne pensi? Sono dei dati incoraggianti perché dimostrano come il prodotto italiano non è solo vocato agli Stati Uniti ma ha diversificato i mercati di destinazione. Questo permette di ridurre il rischio sicuramente di quelli che possono essere gli annunci che poi vanno comunque confermati, come è successo a giugno nel caso dei dazi che sono stati applicati per l'importazione di prodotti negli Stati Uniti, e ci permette di capire come le aziende italiane si stiano muovendo. È chiaro che il mercato americano rimane sempre il più importante per quanto riguarda il prodotto made in Italy, perché ricordiamoci sempre che il prodotto italiano funziona negli Stati Uniti grazie alle comunità di italiani che si trovano in America, però io, avendo a che fare con il turismo diretto a Gragnano, ho anche chiesto quali sono le loro percezioni, e chiaramente l'americano è disposto a spendere di più anche se dovessero aumentare i dazi per poter acquistare prodotto italiano. Quindi per quanto mi riguarda, facendo un lavoro diciamo incrociato, trasversale, quelle che possono essere le manovre macroeconomiche non mi preoccupano per la mia azienda, perché noi già siamo pronti ad operare strategie collaterali anche orientandoci a nuovi mercati. Stiamo infatti ragionando sulla Corea, stiamo ragionando sui mercati emergenti d'Oriente che comunque regalano sempre grandi soddisfazioni. Ottimo, Amelia, non ti sento affatto preoccupata, vero? Non sei preoccupata per questi dazi? No, io e di per solito non sono così preoccupata. Bene. Diciamo che la strategia in Pasta Como è sempre stata quella di sin dalla origine dell'azienda per poter porre in essere delle politiche di reazione a quelli che possono essere gli equilibri politici e macroeconomici. Per cui diversificando siamo riusciti comunque a fare delle azioni che ci hanno permesso di far fronte a tutta una serie di problematiche, come nel 2022 all'aumento del grano e dell'energia elettrica. A questa volta con l'aumento dei dazi abbiamo visto che il nostro consumatore è disposto a spendere di più, per cui noi non ci preoccupiamo perché chi comanda è il consumatore finale. È il consumatore finale che apprezza, mi pare di capire, la qualità, anche spendendo un pochino di più. Sì. E allora, cara Amelia, ti saluto, ti ringrazio e ti aspetto ovviamente presto, sempre qui, per darci conto delle trasformazioni, delle evoluzioni e anche dei tuoi progetti. A proposito, progetti futuri in un frammento dell'azienda Cuomo? Allora, proprio perché comunque abbiamo sperimentato questo modello di
combinazione cultura, turismo e food in Pastacomo, dove abbiamo abbinato la cultura al turismo che crea ricchezza per il territorio, ho sviluppato un modello che si chiama Radici di Successo, che rende il modello Pastacomo scalabile a livello nazionale ma anche internazionale, partendo dalle radici del territorio e insegnando ed aiutando gli imprenditori che vogliano farne uso le strategie per poter diversificare le attività che svolgono attualmente rispetto a delle innovazioni che partono sempre dalle tradizioni e dall'origine delle proprie terre, delle proprie aziende, facendo cultura del territorio. La strategia che comunque andrebbe ad essere applicata crea una linea parallela di fatturato che permette all'azienda di far fronte a questi squilibri macroeconomici che comunque riguardano da diversi anni i nostri mercati. D'altronde il mercato della pasta è un mercato ciclico che cresce e poi decresce, comunque questo tipo di andamento si è andato a verificare nel corso del tempo sempre in maniera costante, per cui noi dobbiamo fare leva su quella che è l'innovazione di pensiero più che di processo, per poterci aprire in questo modo alle nuove tecnologie, ai nuovi mercati, alla nuova strategia che si può applicare all'interno dell'azienda, che può generare delle nuove opportunità sia per il territorio che per quanto riguarda l'approccio sostenibile all'impresa. Ottimo, mi pare di capire innovare nella tradizione come tu hai sempre fatto, ti seguiamo da un po'. Sì. E allora ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e ci sentiamo presto quando vorrai. Grazie mille, grazie, un saluto a tutti e grazie per avermi invitata come sempre. A presto. E allora andiamo un attimo in pausa e poi entriamo nel secondo blocco, assai rumoroso. Parliamo di politica internazionale, tutte le mosse di Trump, vediamo, e poi un estratto, un flash finale sulle bollette, nostra croce mai delizia. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Va ora in onda Rumore. Va ora in onda Rumore. A te la linea, Alessandra. Grazie. Allora, rumore sulle note, sulla sigla, sul pezzo della mitica, unica regina della TV, Raffaella Carrà. Allora, rumore, perché tanto rumore fa sempre la geopolitica, tanto rumore fa sempre Donald Trump. Oggi è un piacere ritrovare il professor Francesco Maria Petricone, docente delle università LUISS e LUMSA, che ci presenta un suo ultimo interessantissimo lavoro della Bardi Edizioni Accademia dei Lincei, fresco di stampa, ce lo dà proprio qui freschissimo, ed è uno sguardo sui cambiamenti globali ed una panoramica sull'Unione Europea. Professor Petricone, è in linea? Sì, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Buon pomeriggio a lei, ben ritrovato. Allora ci racconti un po' questo suo ultimo lavoro, che tratteggio è? Diciamo che l'Unione Europea è al centro del dibattito globale in questo momento, che se ne dica è sempre più protagonista in tutte le dinamiche internazionali, soprattutto nella difesa di quei valori di cui si è sempre fatta portatrice, che le ispirano: la democrazia, la libertà, l'indipendenza, la sovranità. Abbiamo alle porte dell'Unione Europea una dittatura che ha ormai quasi da 4 anni cercato di occupare definitivamente un paese sovrano come l'Ucraina, già allora candidato ad entrare nell'Unione, e quindi sicuramente l'attenzione deve essere rivolta a che cosa è l'Unione Europea oggi, quali sono le sfide globali che affronta. Questo è il libro, diciamo, che ho scritto. Ottimo professore, allora un libro molto interessante, le sfide che affronta, lei lo ha detto. Allora, cominciamo proprio da queste nuove sfide, ce ne sono tante, davvero una parata di sfide. Dissuasione e convincimento sembra la tecnica di Donald Trump, che dalle notizie di oggi lo vediamo a Tokyo, no? L'abbiamo visto, lo stiamo vedendo in questi momenti, a siglare l'accordo sulle terre rare e subito si prende l'endorsement della Premier per il nome e dice, per il Nobel, perché lei dice Trump è perfetto per il premio Nobel, e dice così: il Giappone, dice Donald Trump, è un alleato ai massimi livelli. Allora io comincio a chiederle: cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo visto l'accordo di pace, l'accordo di tregua, l'abbiamo qui esaminato, è stato fatto con grande fatica, ma c'è comunque un paletto su questo. Ma cosa adesso dobbiamo aspettarci sull'altro parallelo fronte? Nel senso, c'è molto attesa per l'incontro tra Trump e Xi Jinping giovedì. E quindi la grande aspettativa è quella della Cina. E è già cominciato un appeasement su questo, cioè in ballo ci sono le terre rare, lo abbiamo detto tante volte, la Cina è il primo estrattore al mondo, molte imprese, moltissime imprese stanno guardando alla Cina. E allora sul fronte geopolitico e politico, propriamente politico, qual è in questo momento il tentativo di Trump? Cioè si dice anche che lui vorrebbe, dicitur, ottenere dalla Cina una sorta di ammorbidimento anche per la trattativa in Ucraina. E poi le chiedo anche: ma la Cina ha davvero questo interesse a che la guerra si fermi? Ci spieghi un po' meglio. Sì, questa è la sfida principale che affronta l'Unione Europea, come scrivo nel mio libro, cioè la sfida della pace. Abbiamo visto questi accordi che sono sullo sfondo tra Stati Uniti e Giappone, hanno avuto come primo effetto quello di far innalzare tutti gli indicatori delle borse di Tokyo, di New York e anche di altre capitali europee. Perché dove c'è pace c'è prosperità, c'è guadagno. È la prima norma alla quale si ispira l'Unione Europea. È la stessa norma che segue, anche se può non sembrare, la Cina. Cioè la Cina non ha mai intrapreso una politica imperialista militare, svolge un'attività di, tra virgolette, chiamiamola conquista commerciale in diverse aree, e ha interesse in questa fase a rimarcare questo ruolo di leadership a livello globale, appunto dal punto di vista economico. Noi pensiamo molte volte alla Cina come un paese che ha una grande capacità di inquinamento della terra, però dimentichiamo che la Cina ha anche i più grandi e numerosi centri di produzione di energia alternativa, eolica, solare. Trump si pone in scia, per cercare di trovare un percorso proficuo anche da parte sua. È una persona che ha dimostrato di essere capace a livello diplomatico, conquistando diversi scenari di pace, aspira ancora una volta alla candidatura al premio Nobel della pace nel 2026. La prima premier giapponese, Sanae Takaichi, lo ha investito di questo ruolo.
e vuole anche trovare una sponda con la Cina. La Cina in questa fase non è stata a guardare perché per esempio ha in campo una serie di accordi con lo stesso Canada. Dobbiamo immaginare un po' gli accordi commerciali come, diciamo, i corsi d'acqua che si spostano a seconda di dove vengono messe le barriere. Ecco, il flusso in questo momento è sicuramente in tutto il mondo verso la Cina. Trump in questa fase non vuole rimanerne escluso. Può essere questo uno scenario positivo per chiudere o dare una svolta alla guerra in Russia? La Cina guadagna obiettivamente da questa posizione diciamo di crisi in Ucraina, determinata dall'aggressione non provocata della Russia. Guadagna perché è un fornitore alla Russia di diversi componenti, perché tiene una posizione di junior partner, lo stesso paese aggressore dell'Ucraina, quindi è difficile dire se obiettivamente ha interesse a chiudere questa partita. Sicuramente ha interesse a mantenere e consolidare questa posizione di leadership a livello, come dire, globale. Ci scrive in questo momento un nostro affezionatissimo e anche molto informato, devo dire, perché fa sempre domande pertinenti, ascoltatore. La controparte di questo accordo in Ucraina, qual è il prezzo, ci dice? È Taiwan, secondo lei? No, secondo me non è Taiwan. No. Ne abbiamo parlato anche magari prima di collegarci. Io credo che ci sia sullo sfondo questa situazione, ovviamente che ormai storica della indipendenza di Taiwan, che fa un po' il paio a quello che è lo Stato della Palestina, perché Taiwan non siede nell'ONU, non è riconosciuto come Stato da molti paesi, è riconosciuto solo da una parte della comunità internazionale. Ma come ripeto prima, io non credo che la Cina abbia in questo momento un interesse a svolgere un'operazione militare imperialista direttamente su Taiwan. La Cina si comporta in maniera, come dire, aggressiva, per esempio nelle acque territoriali delle Filippine, con tutte le sue attività di, diciamo, disturbo, chiamiamole così, per i pescatori, per i pescherecci e così via. Ma in questa fase non credo che ci sia una contropartita. Tra l'altro Taiwan è già stata ampiamente penalizzata da Trump con le sue politiche commerciali, con i dazi. I diplomatici di Taiwan hanno avuto difficoltà anche ad accedere sul territorio americano e ad avere i visti. Quindi non credo che ci sia un, come dire, rapporto sinallagmatico tra la situazione ucraina e Taiwan. Chiaro. Allora, professore, abbiamo accennavo io alla UE, al ruolo della UE, che oggi Gilles Gressani, ho letto molto attentamente questa intervista di Fubini sul Corriere della Sera, dice senza mezzi termini, in maniera a dir poco sferzante, l'Europa è umiliata dagli USA, cosa vogliamo dire? Ma come? Improvvisamente, dice lui, ci si rende conto di che cosa è la Cina? Ce lo siamo resi conto adesso? Siamo davvero molto indietro. Come mai siamo così indietro? L'Europa è una locomotiva che va piano piano e ci stiamo svegliando proprio adesso, proprio in questi momenti, per capire come funziona il mondo, solo che Trump l'ha già capito, commercialmente soprattutto. E cosa ne pensa? Che ruolo sta giocando l'Europa in questo momento, in questo preciso, fondamentale momento? Allora, c'è una differenza istituzionale che non bisogna dimenticare tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che molte volte sono in qualche modo paragonati ma impropriamente. Gli Stati Uniti sono un'unione americana di stati, l'Unione Europea è un'unione di stati sovrani europei indipendenti. È una organizzazione internazionale a livello regionale unica, non esiste un'altra al mondo come l'Unione Europea. Eppure in questi 70 anni embrione della CECA, dell'Euratom fino ad oggi, ha costruito un percorso politico economico così forte che è il punto centrale di attenzione migratoria a livello mondiale. Vogliono venire in Unione Europea dal Bangladesh, dal Pakistan, per non parlare dal Sud America, per non parlare dell'Africa. È chiaro che, essendo un'unione che raggruppa stati sovrani indipendenti
i più importanti al mondo, molti dei quali fanno parte del G7 come il nostro, ha una serie di checks and balances, cioè di pesi e contrappesi per le sue decisioni. Però è anche vero che la forza dell'Unione Europea è stata dimostrata anche in questa fase in cui l'appoggio degli Stati Uniti è stato, come dire, più tiepido verso l'Ucraina, per continuare a mettere agli argini il paese aggressore dell'Ucraina, dove c'è una crisi economica spaventosa, dove abbiamo ricordato altre volte ci sono file di macchine ai benzinai perché non c'è in quel paese produttore di petrolio, uno dei principali, benzina nei distributori, e quindi diciamo questo accade perché l'Unione Europea si è unita. Aggiungo che questo spirito di unione democratico, di libertà, di riconoscimento delle garanzie fondamentali si è addirittura cementato anche diciamo, raccogliendo intorno a questi valori paesi che non fanno più parte dell'Unione Europea. Pensiamo al Regno Unito, ma anche gli altri, no? Cioè paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, fanno parte della NATO, fanno parte di Schengen. Cioè l'Unione Europea è un unicum, ha i suoi tempi, le sue modalità, ed è comunque il terzo polo commerciale al mondo. Pur non essendo uno Stato che però è stato messo alle strette dalla Cina, anche mi riferisco per la questione dei chip, cioè la Cina ha messo alle strette l'Europa, la Germania è in testa anche su questo, no? Non è così, professore? No, sicuramente la politica commerciale aggressiva della Cina, che ricordiamo è uno Stato totalitario, dove comanda una sola, diciamo, entità, in questo caso un partito attraverso il suo segretario, ha comunque la possibilità di muoversi autonomamente. Se costruiscono dei quartieri che non vengono utilizzati, li abbatte senza nessuna guarentigia per i lavoratori, fa parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio da un quarto di secolo, ma in ogni caso si muove con una spregiudicatezza e con una differenza di regole rispetto a quella diciamo dell'Unione Europea. Perché la Cina, che ha 1.300.000.000 di abitanti, produce e esporta principalmente nell'Unione Europea? Perché 1.300.000 abitanti della Cina non possono essere i principali consumatori di quella produzione? Perché è un paese che obiettivamente non riesce a far fronte all'interno a quella offerta. Ha bisogno di diciamo, paesi ulteriori, più ricchi, che sono disposti a pagare di più quei prodotti. Quindi sicuramente è un confronto tra un sistema di mercato concorrenziale che è fondamentale e diremmo ontologico, cioè essenziale per l'Unione Europea. È la prima regola dei trattati dell'Unione Europea, un sistema di mercato libero, e un sistema invece in cui c'è una pianificazione, perché il Vietnam ha recuperato per esempio in maniera così forte, lo scriviamo nel libro, negli ultimi 20 anni, perché anche quello è uno Stato totalitario, è un paese comunista in cui la programmazione economica è diretta dall'alto e non c'è possibilità di interloquire. Ora ci dobbiamo domandare, preferiamo una democrazia che ha le sue caratteristiche, viene citata spesso la frase di Churchill, la migliore pur se imperfetta forma di governo, ad uno Stato totalitario? Ecco, nel libro noi scriviamo che la nostra preferenza è per una forma di democrazia come quella dell'Unione Europea, dove non c'è in tutti i paesi che ne fanno parte, 27, uno Stato totalitario. Ci sono diciamo alcuni 2 o 3 paesi in cui si è affermata una maggiore, diciamo, continuità, ma sono comunque forme di governo democratiche. Parliamo ovviamente di Slovacchia e di Ungheria. Allora, bene professore, ottimo e direi abbondante, lei è stato veramente molto esplicativo. Questo suo nuovo lavoro, lo ricordiamo, della Bardi Edizioni Accademia dei Lincei, è un lavoro che sarà divulgato prevalentemente, lei mi spiegava, nell'ambito universitario, no? È così? Sì, è un manuale in inglese per introdurre appunto le studentesse e gli studenti alle politiche dell'Unione Europea e alle sfide che deve affrontare. Infatti si intitola European Union Policies and Global Challenges. E in questo momento sicuramente le sfide che l'Unione Europea deve affrontare sono globali ed importanti. Ecco, i cittadini, andiamo sui cittadini, sono davvero
pronti a queste sfide, a questi cambiamenti, come proprio nel titolo del suo libro? Un frammento, una battuta. I cittadini sono giustamente egoisti, cioè, guardano al proprio tornaconto, alle proprie stabilità, alla propria ricchezza e sono abituati nell'Unione Europea ad uno standard di democrazia che al mondo non ha eguali. Affrontano queste situazioni grazie a quelle garanzie, quelle libertà. Credo che in questa fase siano più pronti ad affrontarle che quanto non possa sembrare. Bene, professor Petricone, la ringrazio davvero molto, la Grazie. saluto e quando vorrà siamo qui a sentire, ad ascoltare le sue importanti spiegazioni. A presto. Grazie a voi, arrivederci, grazie. Arrivederci. E allora tra pochissimo andiamo sul rumore, un rumore ancora economico perché c'è una novità sulle bollette, non ho potuto apporre questa cosa nel primo blocco, ma lo diciamo in coda, quindi prego Natalia di chiamare il presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo, che mi sembra sia già pronto, ma voglio darvi anche un'altra notizia perché a proposito di imprese e di produttori, oggi nella sala stampa della Camera dei Deputati si è svolta una iniziativa, mi stanno segnalando adesso, e si chiama così una conferenza stampa, iniziative e servizi a sostegno dei produttori. Insieme a Giorgio Lovecchio della Commissione Finanze, tra gli interventi c'è stato anche Corrado Spadavecchia di Master Group, l'avvocato Danilo Griffo per la consulenza integrata per aziende e tanti relatori. Chiamerò qualcuno di loro a darne conto nella prossima puntata. E allora vediamo un po' se siamo pronti con il presidente Di Ascenzo. Sì, è in linea. Dammi tu. È in linea, Alessandra. È in linea? Presidente, c'è? Ci sono, grazie per l'invito. C'è Presidente, lei è sempre presente, io la ringrazio, sempre puntuale. Intanto le dico subito che ci sono dei dati, l'avrà visti, rassicuranti, l'Istat dice dati di fiducia di imprese, stavo dando una notizia appunto di sostegno alle imprese, oggi che si è tenuta alla Camera, il Codacons già ho visto esternato e commentato su questo, insomma una buona notizia, siamo tutti buoni, tutte le cose sono buone, tutte le notizie sono buone, e però c'è sempre quella croce, Presidente, delle bollette, e sa perché l'ho chiamata? Perché ho visto una notizia, pensi un po' lei, che campeggia sul Fatto Quotidiano, l'ha riportata, e dice così: ed è l'ora delle bollette, con il presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo, però dice assist alle bollette telefoniche che vogliono aumentare le tariffe. Allora, è la sua ora, Presidente, questa, assist alle compagnie telefoniche che vogliono aumentare le tariffe, perché c'è un emendamento di Forza Italia al DDL concorrenza. Ma che cosa sta facendo Forza Italia? Cioè, che cosa dobbiamo aspettarci? Ancora aumenti per le tariffe? Allora, per fortuna posso dare anch'io una buona notizia, perché pare che questo emendamento sia stato cancellato, ritirato, però spieghiamo giustamente di che cosa si tratta, perché c'era la proposta di inserire la possibilità per i gestori di telefonia dell'adeguamento automatico all'inflazione delle tariffe telefoniche, e in più, oltre a questo, anche un margine superiore autorizzato dall'Agcom. E questo emendamento di fatto metteva in archivio una battaglia vinta dalle associazioni di consumatori con Agcom, che stabiliva che questo tipo di manovra costituiva in pratica una modifica contrattuale, e quindi il consumatore poteva decidere liberamente di cambiare operatore, chiudere il contratto senza dover pagare nulla. In realtà questo piccolo emendamento, stabilendo questa possibilità, andava a modificare anche la disciplina contrattuale, per cui se il consumatore voleva cambiare operatore nei tempi previsti dalla normativa, avrebbe dovuto comunque pagare una sorta di penale per il recesso. Ora, per fortuna, questo emendamento è stato ritirato perché abbiamo fatto molto rumore, passami il termine, Alessandra. Certo, quindi, io lo passo, Presidente, perché il rumore è sempre importante. Esatto, e quindi è stato chiarito che la volontà era quella un po' di fare ordine sulle tariffe telefoniche, sulla giungla, e il fatto che c'è una pratica ricorrente per cui molto spesso il consumatore viene allettato con un'offerta che poi dopo viene modificata nel corso anche di un anno di poco tempo. Però in realtà, insomma, a noi questo emendamento non piaceva, abbiamo detto pubblicamente, e ci fa piacere che sia stata fatta marcia indietro.
Quindi è stato fatto un dietrofront, lei ce lo può confermare, siamo un po' più tranquilli, possiamo respirare a pieni polmoni per un po', Presidente? Ci assicura su questo? Sì, è una notizia che è campeggiata molto, ho detto come mai proprio il governo, proprio la maggioranza di governo, Forza Italia fa questo, insomma non era una buona notizia per noi. Esatto. C'è un'altra cosa rapidamente, perché non voglio rubare troppo tempo, no, che andiamo. non sembra sia stata risolta, ossia la possibilità di utilizzare, quando si cambia operatore telefonico, il database dei clienti per fare attività di telemarketing. Come sapete questo è un tema molto caldo, perché tutti quanti noi riceviamo decine di telefonate. Telemarketing, io poco fa, proprio poco fa. Anche tu, e quindi speriamo che anche questo emendamento venga ritirato, insomma, perché non ci vede d'accordo. Non ci vede d'accordo. Ecco, sull'Istat che dice che tutto va bene, cosa pensa, Presidente, a fronte dei poveri che ci sono 5? Ne abbiamo commentato la quantità esponenziale nella scorsa puntata. È così, va proprio tutto bene? Ma purtroppo devo dire che chiaramente, come potete immaginare, la visuale che ha un'associazione dei consumatori è quello delle criticità, delle difficoltà delle persone, per cui quello che vediamo noi, ma non solo noi, anche camminando per le strade della nostra città, non è esattamente così. Se ci può far piacere, insomma, dell'aumento di un punto percentuale dell'indice della fiducia dei consumatori, anche in un'ottica sul futuro, ovviamente noi vogliamo e vorremmo essere ottimisti, però insomma ci sembra che la situazione per il momento non sia così rosea. Non migliora. Ecco, Presidente, con la sua dote di sintesi, stiamo arrivando, ci stiamo proprio avvicinando al mese di novembre, e il mese di novembre, poi faremo delle puntate su questo, come ho sempre fatto, è il mese dell'educazione finanziaria, e noi ci teniamo molto all'educazione finanziaria, perché facciamo economia, pop economia, ma per quanto riguarda l'aspetto pop, lei col suo polso di Presidente del Codacons e quindi di un'importantissima associazione dei consumatori, le chiedo quanto è più consapevole il medio, il pop consumatore, quindi tutti noi, finanziariamente, cioè sale una maggiore consapevolezza su questo? Sta salendo? Allora, sta salendo questa consapevolezza, però molto poco. Insomma, la Banca d'Italia ha misurato che in un anno questa consapevolezza è cresciuta di circa un punto percentuale, quindi siamo ancora lontani dal raggiungere gli obiettivi degli altri paesi dell'Unione Europea, dei paesi OCSE. Quindi diciamo che dobbiamo fare ancora di più, dobbiamo moltiplicare le iniziative e soprattutto portarle sui territori, in presenza, facendo venire le persone ai nostri eventi, perché dobbiamo colmare questo gap, anche se poi ci sono dei temi un po' contraddittori, perché noi ci sforziamo di parlare e di invitare anche i consumatori ad utilizzare la modalità digitale, poi c'è la BCE che ci dice, so che tu di questo ne hai già parlato, di tenere il contante a casa se ci dovessero essere problemi. E c'è un po' di confusione, ne parlavamo proprio la scorsa puntata con il professor Guartieri, c'è una doppiezza, no? Aumentate le vostre capacità a livello digitale, però poi dopo tenete i soldi sotto il mattone. Questo è un aspetto interessante da approfondire, una doppiezza che il professore ci ha spiegato, diciamo, nei dettagli economici, però insomma al consumatore finale, a noi poveri consumatori, questo messaggio ci arriva doppio, non è così, Presidente? Assolutamente sì, perché noi dobbiamo cercare di essere semplici, di mandare messaggi che vengono colti, perché lo sappiamo tutti quanti noi, abbiamo poco tempo a disposizione, per cui un messaggio quando viene dato deve essere chiaro, non deve essere contraddittorio. Questo rischia di creare non solo confusione, poco tempo, mi permetta, ma abbiamo tante esigenze economiche quotidiane che non ci permettono talvolta, anzi quasi sempre, di approfondire, no? Non è così? Esatto, la vita scorre molto in fretta, perché anche se sappiamo che è stato misurato quanto i consumatori passano il tempo online per cercare sempre informazioni, notizie, aggiornamenti, però ciò nonostante la frenesia quotidiana ci porta, pur volendo, a non riuscire a approfondire così come vorremmo, e quindi se un messaggio è contraddittorio questo può disorientare i consumatori. Presidente, sono le 16:57, lei se stasera sarà a Roma, io annuncio un evento per passare una bella serata, perché sa ci seguono anche molti amici, moltissimi devo dire, li ringrazio davvero, consumatori finali, amici, ascoltatori da Roma. C'è un evento sui Rolling Stone, l'ho detto poco fa, i Rolling Stone cover band. Le piacciono i Rolling Stone, Presidente Iascenzo?
Sì, qualche anno fa ho avuto la possibilità di sentirli, vederli dal vivo al Circo Massimo a Roma e devo dire che sono veramente intramontabili. Fantastici. Ecco, c'è una band romana live al Killjoy, lo voglio annunciare perché ci tengono e lo faccio con grande piacere perché ci seguono, il 28 ottobre, quindi stasera. La formazione, lo ripeto, vedi Dave Summer, chitarrista inglese, Luca Celletti, cantante rock molto affermato, alla voice, alla voce, Oreste Riccitelli alla batteria, Gabriele Pizzuti al basso, Gianluca Sabbi tastiere, Fabio Nardelli alla chitarra. L'ho detto anche prima ed è una serata omaggio alla band che di più influenza musicalmente il periodo rock blues. E allora passate una bella serata, magari con un bel piatto di pasta. Abbiamo avuto qui anche la di pasta Cuomo perché la pasta fa bene, integratore di felicità, dazi permettendo, ma sono sicura che la situazione cambierà, non so, sono sicura, ho questa percezione. State bene, passate davvero le serate più belle, le giornate più belle con chiamate, ve lo consiglio. E Presidente, la saluto e la ringrazio. Grazie, è sempre un piacere intervenire ai vostri microfoni. E vi saluto, vi ringrazio cari amiche, cari ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre stessa trasmissione, sempre stessa conduttrice naturalmente, sempre stessa radio. Un abbraccio e a martedì.